Arranca il partito a Rovereto, buon pomeriggio per la giornata storica della formazione di casa in Serie 2 Elite. Ospita il Mestre Fenice, la seconda giornata del girone A della Serie 2 Elite. Andiamo subito a vedere quali sono le formazioni in campo per quanto riguarda la partita odierna. Olimpia Rovereto con il numero 16 Ceschini, 7 Mufakir, 8 Gastaldello, 9 Frisenna, 10 Raffigna, 11 Hakimi, 13 Veronesi, 14 Bazzanella, 17 Onzacca, 23 Cristel, 28 Simoncelli, 67 Vivian. Il Mestre Felice in maglia bianca e pantaloncini arancioni risponde col numero 1 Diodoardo, il numero 2 Ceccon, 3 Origi, 4 Bordignon, 6 Vailati, 7 Pires, 8 Ruzzene, 10 Martins, 11 Crescenzo, 14 Moscoso, 15 Bui, 12 Zanotto. I due allenatori Giuseppe Saiani per l'Olimpia Rovereto e Luca Mastrogiovanni per la formazione ospite del Mestre Fenice. Dirigono l'incontro Gioacchino Lattanzo di Collegno, Concetto Fabiano di Messina con al cronometro Peter Paoleo Reinisch di Bolzano. Partita quindi molto attesa, pubblico anche che ha risposto bene all'esordio della propria formazione in casa nella 2 Elite. Le squadre arrivano a 2 sconfitte sul campo, 6-0 a Mantova per la formazione di casa contro l'Olimpia. Il Mestre Felice aveva perso 4-2 contro il Baccamprata, ma causa un partecipazione di un giocatore che doveva scontare la squalifica della formazione friulana, ha visto ribaltare il risultato a suo favore 6-0 e quindi 3 punti guadagnati dalla formazione del Mestre Fenice che oggi gioca qui a Rovereto. Vediamo subito il quintetto della formazione di casa in maglia rosso-blu, col numero 16 fra i pali c'è Leonardo Ceschini, poi l'esordio per Hakimi col numero 11, squalificato la scorsa settimana contro Mantova, 14 Bazzanella, col numero 10 Raffigna e con il numero 7 Hassan Mufakir. Questo è il quintetto scelto da Beppe Saiani. Dalla parte opposta col numero 1 tra i pali Diodoardo, poi vediamo col numero 10 Martins, col numero 7 Gonzalo Pires, col numero 15 Barnaba Bui e a completare il quintetto della formazione bianco-arancio saremo fra poco precisi visto che abbiamo i giocatori girati. Comunque pronti qui al Palamarchetti per dare l'inizio a questo incontro. Rueda la pelota, buon divertimento a tutti, si parte con l'Olimpia Rovereto ad iniziare la prima azione. Hakimi, Mufakir, Raffigna, ancora Mufakir, di nuovo indietro per Raffigna, il passaggio per Bazzanella, fa girare palla all'Olimpia, prova a stanare gli avversari mentre Vailati, il giocatore che completa il quintetto col numero 6 per la formazione ospite. Raffigna, il tocco di Bazzanella e l'ultimo, sono arrivati insieme lui e Vailati, l'ultimo tocco di Bazzanella. Si parte con la rimessa in gioco per la formazione del Mestre Fenice che viene avanti proprio con Vailati. Vailati, il passaggio a destra, attenzione al passaggio in profondità, il tentativo da parte di Bui e il pallone che termina in fallo laterale in zona d'attacco per la formazione di Mastrogiovanni. Il passaggio, attenzione sul secondo palo, brivido nell'area della formazione roveretana, c'è stato anche il tocco di Ceschini perché è rimessa per il Mestre Fenice che ora guadagna il calcio d'angolo sul tiro di Vailati deviato dai difensori di casa. Alla battuta del corner va lo stesso Vailati, il movimento, attenzione sul primo palo, recupera Raffigna che prova ad andarsene, lo chiude in fallo laterale Gonzalo Pires, rimessa per l'Olimpia che ora prova a venire avanti sulla sinistra con Hakimi. Il tocco ancora per Raffigna in parallela per Bazzanella, attaccato da Vailati, arriva a rimorchio Hakimi, poi Bazzanella, chiuso, calcio d'angolo o rinvio? No, rimessa dal fondo, la rimessa già effettuata da Diodoardo con la compagine del Mestre Fenice che si riporta in avanti, lo scambio fra Vailati
e il compagno di squadra Martins, il sinistro di Martins, si allunga e mette in calcio d'angolo Ceschini dopo 1 minuto e 07. Primo tiro verso la porta di Martins con la deviazione di Ceschini in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che va a battere lo stesso numero 10, il sinistro da parte di Gonzalo Pires. Poi la palla che termina in fallo laterale con il Mestre Fenice che mantiene l'iniziativa nell'area avversaria. Attenzione, c'è il controfallo, quindi si ripartirà con la rimessa a favore dell'Olimpia Rovereto. Pronto sul punto di battuta Rafinha che dà la palla a Mufakir. Viene avanti Mufakir, il tocco per Hakimi. Hakimi è affrontato da 2 avversari, alla meglio Bui, poi cerca e mantiene il pallone Martins. Mufakir in anticipo, poi l'ultimo tocco in fallo laterale per la rimessa a favore dell'Olimpia. È proprio Hakimi a effettuare la rimessa verso Mufakir, che ora imposterà l'azione appoggiando largo per Rafinha. Rafinha punta Bui, ancora Rafinha, il tocco di Bui, l'ultimo però è di Rafinha per il secondo arbitro Fabiano Di Messina. Rimessa già effettuata dalla formazione lagunare che viene avanti con il lancio in avanti, attenzione di Vailati, poi Martins, poi arriva Hakimi che riesce a far calambolare il pallone sul corpo del numero 10 avversario, guadagnando la rimessa. Riparte l'Olimpia, Mufakir, poi Rafinha sempre attaccato da Bui, tocco largo per Mufakir, di nuovo Rafinha, sempre in pressione Bui, si libera del pallone con il passaggio a Mufakir. Rafinha servito a Bazzanella, controllo proprio al confine del campo, gli sfugge il pallone in fallo laterale, già effettuato dalla formazione ospite dopo 2 minuti e 15 secondi, punteggio ancora fermo sullo 0-0. Martins che sposta a largo il pallone più Gonzalo Pires, lo scambio ancora con Bui, attenzione all'imbucata e poi c'è l'intervento e il palo da parte di Gonzalo Pires, che era riuscito a girarsi sull'attacco anche di Mufakir, colpendo il palo. Quasi in caduta. Ancora un rischio per la formazione dell'Olimpia, che deve ancora sbloccarsi in questa prima gara casalinga in A2 Elite. Evidentemente ancora un po' di emozione che sta attanagliando la compagna di Saiani, mentre c'è il lancio di Diodoardo direttamente a fondo campo. Sarà il suo collega Ceschini a effettuare la rimessa per Mufakir, mentre si sta già preparando qualche cambio nelle file roveretane. Intanto Hakimi, poi lo scambio con Rafinha, ancora Hakimi, trovato Bazzanella, poi ancora Mufakir, di nuovo Rafinha, prova Rafinha, Bazzanella col sinistro, Diodoardo, la prima risposta da parte dell'Olimpia. Intanto attenzione ad Hakimi, che però non trova Bazzanella l'appuntamento. Prima risposta quindi dopo 3 minuti e mezzo di Bazzanella. Riparte la formazione di Mastro Giovanni, viene avanti con Vailati, indietro per Martins, poi Pires che ha colpito il palo poco fa, ancora Pires, si accentra e serve Bui, poi di nuovo Martins, attenzione al passaggio per Vailati che però non riesce a chiudere il triangolo. Rimessa già effettuata da Ceschini, largo sulla sinistra, viene avanti Rafinha, passaggio dalla parte opposta per Mufakir che trova ancora Rafinha, poi Hakimi che punta l'avversario, di nuovo per Rafinha che fa una suolata per liberarsi di Bui, poi però è chiuso il tentativo in calcio d'angolo quando sono 4 i minuti di gioco trascorsi, ancora 0-0, però già alcune occasioni sia da una parte che dall'altra col palo di Pires, per ora sicuramente quello da mettere più in vetrina. Attenzione al tiro al volo di Hakimi, pallone che però finisce alto e Diodoardo può effettuare la rimessa. Fuori Mufakir, dentro Christel,
Ricordiamo che nelle file dell'Olimpia manca Tiago, che è stato espulso proprio nel primo turno contro il Mantova. Imposta ancora l'azione, la formazione della Mestre Fenice con Pires che scambia con Vailati. Arriva in appoggio Martins, passaggio per Bui, prova a soffiargli la palla a Rafinha, ci riesce in un secondo momento. Ancora Rafinha che invita Christel ad allargarsi, poi passaggio per Hakimi, ancora Christel, Bazzanella recupera il pallone, poi lo scambia ancora con Rafinha che trova Hakimi a sinistra, Hakimi contro Vailati, Hakimi in mezzo per Christel che però non riesce a dosare il controllo, la palla gli sfugge in fallo laterale, mentre sta per entrare anche Gastaldello proprio al posto di Hakimi. Uno scambio fra due nuovi acquisti della formazione roveretana, Hakimi che proviene dal Griffo Spelli con cui ha vinto nei playoff di Serie B, e Gastaldello invece l'anno scorso avversario dell'Olimpia. Intanto attenzione ancora a Pires col sinistro che sorvola la traversa, rimessa affidata da Ceschini a Christel. Gastaldello che l'anno scorso militava nel Cornedo ma molte volte avversario dell'Olimpia, quest'anno compagno di squadra delle Pantere. Vediamo bene Rafinha di vincolarsi, poi Christel verso Gastaldello, arriva Bazzanella, il mancino di Bazzanella, largo però. Primo cambio con l'ingresso in campo di Ruzzene al posto di Martins, se non vado errato. Viene avanti intanto, c'è anche Moscoso in campo con il numero 14, lo scambio, eppure anche Crescenzo, quindi 3 cambi nelle file del Mestre Fenice, quasi un cambio hockeyistico per Mastro Giovanni. Attenzione intanto al lancio, a trovare oltre l'ultima linea Ruzzene. Gastaldello intanto, palla sul mezzo per Christel, riparte ora il contropiede del Fenice Venezia Mestre, del Mestre Fenice, chiedo scusa, e il pallone che esce in fallo laterale, si va da una parte all'altra senza soluzione di continuità. Riparte ora Bazzanella con il passaggio per Gastaldello che va via con un buon numero, è riuscito a saltare Ruzzene. Pallone terminato in fallo laterale con la chiusura dell'esperto Moscoso, la rimessa affidata allo stesso Gastaldello, il tocco per Christel, poi Rafinha che prova ad andarsene, il tunnel, poi Christel chiuso da Crescenzo e la palla che viene mantenuta dal Mestre Fenice con Diodoardo che serve Moscoso. Dentro intanto Simoncelli per l'Olimpia Rovereto, mentre c'è in campo anche Origi col numero 3 per i bianco-arancio. Attenzione al lancio intanto deviato da Gastaldello, con Ruzzene che cercava Moscoso, però ha trovato la schiena dell'altro, il numero 8, ha messo la palla in fallo laterale, rimessa Mestre Fenice con Ruzzene che la dà indietro a Crescenzo, passaggio in mezzo, attenzione Rafinha, poi arriva Moscoso, ancora duello con Rafinha, la palla esce, si riparte con la rimessa di Rafinha che ha già affidato la palla a Christel. Quasi 7 minuti di gioco trascorsi, ancora nessun gol. Rafinha largo per Christel attaccato da Ruzzene, dietro ancora per Rafinha, di nuovo per il numero 23, lo scambio fra i due, palla in mezzo per Simoncelli, poi Gastaldello largo per Christel ancora per Rafinha attaccato con successo da Origi che manda la palla in fallo laterale, ancora Rafinha che questa volta va via da Origi, poi perde la palla Crescenzo, arriva poi a chiudere Gastaldello lasciando sfilare il pallone a Ceschini. Gastaldello di nuovo, possesso di palla contro Origi, le finte di Gastaldello, va via sulla destra, ancora fa cadere l'avversario, poi il tiro di Christel
non deviato, dice l'arbitro, perché si riparte con la rimessa dal fondo per lo stesso Diodoardo, che ha già dato la palla a Crescenzo. Pallone per un altro giocatore entrato, si tratta di Ceccon col numero 2. Intanto ancora Crescenzo, parallela a cercare e trovare Ruzzene, attaccato da Gastaldello. Ultimo tocco è del numero 8 Bianco, rimessa per Ceschini, che invita all'attenzione i propri compagni, mentre fuori Rafinha, dentro Mufakir nelle file dell'Olimpia Rovereto. Proprio Mufakir che riceve palla da Gastaldello, lo scambio fra i due, attaccato Mufakir di nuovo per Gastaldello che va via ancora in dribbling al pari numero avversario. Ancora Christel, poi Mufakir che cerca di evitare la pressione lanciando Simoncelli. La chiusura di Moscoso finisce giù, l'arbitro ha visto un fallo di Simoncelli ed è anche il primo fallo dell'incontro dell'Olimpia Rovereto, con Moscoso che va a battere il calcio di punizione in fase difensiva, anzi lascia poi l'incarico a Crescenzo. Moscoso largo per Ruzzene, poi ancora Crescenzo, passaggio per Ceccon, attaccato da Christel, poi di nuovo Moscoso, ancora Moscoso, alla meglio questa volta Simoncelli, tocco dietro per Christel chiuso, attenzione al rimpallo, il tiro di Ruzzene, c'è una deviazione, il calcio d'angolo per il team di Mastro Giovanni, che va a effettuare con Ruzzene quando sono 8 minuti e 49 quelli trascorsi in questo primo tempo. Attenzione alla botta che però si è un po' stoppata da parte di Ceccon, che poi manda la palla in fallo laterale con rimessa per l'Olimpia. Gastaldello per Christel, ancora Gastaldello, largo per Mufakir di nuovo per Gastaldello, il passaggio ancora per Mufakir. Capisce tutto Ceccon, anche Gastaldello che gli ruba palla, tra due Gastaldello prova a evitare anche il terzo, l'ultimo tocco è suo, protesta il numero 8 rossoblù, ma l'arbitro ha deciso la rimessa a favore del Mestre Fenice, che ora viene in avanti con Bordignon, anche lui è entrato ora, lo scambio con Moscoso, poi Crescenzo, Bordignon ancora Crescenzo, Moscoso attaccato da Simoncelli, che però il problema alla caviglia nel tentativo di anticipare Moscoso. C'è stato evidentemente un contatto fra i due, si rialza però Simoncelli, quindi si riparte con il gimme five fra Moscoso e Simoncelli, anche perché ora restituisce il pallone lo stesso Simoncelli alla formazione del Mestre Fenice, che aveva messo fuori proprio per far controllare la situazione del numero 28 Crescenzo, ancora per Bordignon, poi Moscoso, passaggio in avanti per Ceccon, ancora Bordignon a scambiare, gira molto quei tre dietro la formazione bianco-arancio, non si concretizza il passaggio di Crescenzo verso Ceccon, pallone terminato in fallo laterale. Passaggio ora in avanti di Hakimi, va via Simoncelli a Moscoso, Simoncelli con la punta, palla che colpisce il palo credo, dopo siamo stati oscurati dai giocatori davanti, quindi tentativo di Simoncelli dopo 10 minuti e qualche secondo. Di nuovo in avanti ora il Mestre Fenice con Bordignon, la botta di Ceccon, larga però, mentre Ceschini invita la difesa a chiudere più le linee e poi affida la palla a Mufakir, da questi a Gastaldello, Hakimi e Basanella rientrati in campo, ancora Gastaldello attaccato, sempre contro Bordignon, palla sul secondo palo, l'autorete di Crescenzo dopo 10 minuti e 37, il vantaggio dell'Olimpia con Gastaldello che ha messo la palla in mezzo, sul secondo palo era per Bazzanella, Crescenzo però ha messo il piede
anticipando anche il proprio portiere con l'autorete. Quindi per l'Olimpia, dopo essere entrati da poco nel secondo quarto di gara. Proprio Crescenzo che ora prova a rilanciare i compagni. Buono il passaggio, attenzione che è rientrato Pires, che è stato il più pericoloso della formazione ospite nella prima parte di gioco, colpendo anche un palo in caduta, mentre continua ad arrivare pubblico che sta riempiendo pian piano il Palasport di Rovereto. Quindi un buon colpo d'occhio per questa diretta. Intanto Hakimi ci prova dalla lunga distanza, c'è stata anche la deviazione di Diodoardo. La rete ha un po' galvanizzato la formazione di Sajani, che ora va a battere il calcio d'angolo con Bazzanella. Il movimento di Rafinha, pallone però per Hakimi. Hakimi largo per Mufakir, poi Rafinha ancora indietro per Hakimi. Hakimi Bazzanella attaccato da Crescenzo. Il tocco ultimo del numero 11 bianco-arancio. La rimessa del numero 11 Hakimi. Tocco indietro per Mufakir, poi largo per Rafinha. Viene avanti Rafinha. Pallone scodellato ma trova Pires puntuale alla chiusura. Poi Diodoardo, attenzione che riesce quasi a lanciare davanti Martins, che applaude il compagno di squadra. La rimessa però è per l'Olimpia con Mufakir che ha già affidato la palla a Rafinha. Ancora 8 minuti e 26 da giocare in questo primo tempo. Olimpia avanti 1-0 con l'autogol di Crescenzo. Mufakir sul secondo palo al volo. La girata di Bazzanella, la palla però esce dopo 11 minuti e 41 secondi. Di nuovo avanti ora la formazione di Mastro Giovanni con Martins che dà la palla indietro a Crescenzo. Poi l'appoggio verso Bordignon che riceve ancora palla. Tocco indietro per Gonzalo Pires. Poi attenzione allo scambio. Pires questa volta però non riesce ad agganciare il pallone. Mufakir, serve Rafinha, si allunga che dà l'indietro ancora per Mufakir. C'è Hakimi questa volta dalla parte opposta, riceve pallone poi dalla parte di Mufakir. Repentini cambio di gioco la formazione dell'Olimpia, mentre Hakimi non riesce a saltare l'avversario ed è rimessa per il Mestre Fenice, con la rimessa già effettuata da Bui che è rientrato in campo. Attenzione intanto al ribaltamento di fronte, passaggio indietro per Bordignon, è uscito proprio Crescenzo mentre Martins ha ricevuto palla. Attenzione al passaggio indietro ancora per Bordignon, di nuovo Bui col sinistro respinge in fallo laterale Bazzanella. Rimessa all'indietro per Bordignon, poi il tocco in avanti di Pires per Martins, ancora Pires, di nuovo lo scambio col numero 10, prova la pressione, la formazione di casa, riesce a far girare palla comunque il team del Mestre Fenice, anche se per il momento non affonda il colpo. Bordignon ricevuto da Pires, attenzione a Pires che prova col sinistro, palla però esce larga, dentro Cristel, fuori Mufakir, rimessa di Ceschini per Rafinha. In direzione di Cristel, lo scambio, la finta per far arrivare il pallone ad Hakimi, parallela Edoardo che rischia un po', era riuscito a respingere col piede, poi non trovava più il pallone e lo manda pericolosamente in calcio d'angolo. Proprio si è girato, non trovava più il pallone, poi lo ha urtato ed è finito in calcio d'angolo. Buon per lui che non era davanti alla porta, ancora Bazzanella e poi Hakimi deviato in fallo laterale. 6:10 da giocare, rimessa affidata a Bazzanella per Hakimi,
prova il destro, palla respinta, Bazzanella anticipato, prova ad andarsene Martins, attacco di Hakimi che mette la palla in fallo laterale, sposta anche pericolosamente verso la scrivania del cronometrista. Si deve aspettare il fischio dell'arbitro per riprendere il gioco. Comunque tutto a posto per Pires che dà il pallone a Vailati. Ancora Martins, attenzione, troppo potente per il controllo di Bui che non riesce ad agganciare e sarà rimessa quindi per la formazione rossoblu che avanti 1-0. L'autogol di Crescenzo per ora decide questo primo tempo parecchio equilibrato. Olimpia che prova a venire avanti, Christel passaggio indietro per Rafinha però allarga nel momento in cui Christel si accentra, la palla sfugge in fallo laterale, rimessa per Mestre Fenice con Barnaba Bui che affida la palla a Vailati, da questi a Pires, ancora lo scambio fra i due, ancora Vailati per Bui, di nuovo Vailati, largo per Martins, attaccato, va via Bazzanella, anche a Rafinha, pallone verso Vailati, però sbarra la strada a Ceschini riuscendo a fermare il numero 6 avversario. Gastaldello rientrato in campo, danza sul pallone, poi da Bazzanella che deve saltare anche Christel, tocco indietro per Rafinha, poi Bazzanella, di nuovo Rafinha, forse no, non è toccato perché la rimessa è per la formazione ospite, di cui lo stesso Vailati va a effettuare la rimessa larga per Martins, parallela a trovare oltre l'ultima linea. Pires, doppio tiro, il primo respinto da Ceschini, il secondo da Christel. È sempre il numero 7 però il più pericoloso della formazione veneziana, mentre si deve mettere a posto la porta che si era un po' spostata. Il calcio d'angolo, attenzione, al sinistro di Bui, svirgolato. Riparte l'Olimpia con Christel, poi Rafinha, di nuovo Christel, ancora Rafinha, Gastaldello, movimento, il contromovimento di Christel, palla toccata da Bui, recuperata da Ceschini, Rafinha ancora per Gastaldello, lo scambio, il pallone che termina in fallo laterale, ultimo tocco è bianco-arancio, c'è il time out richiesto da Beppe Saiani. Ci fermiamo anche noi per qualche istante. Quattro minuti e 24 del... L'autogol di Crescenzo sull'assist verso Bazzanella di Gastaldello, il gol arrivato sulla deviazione involontaria del giocatore in bianco-arancio che ha beffato il proprio portiere. Passaggio per Christel, Gastaldello. In avanti col tocco largo per Martins, buona la scodellata, ha capito bene però Christel che ha anticipato lo stesso Bui
e poi gli fa carambolare il pallone addosso per la rimessa a favore del team trentino, con Gastaldello ad effettuarla. Passaggio per Ceschini, largo per l'isolato Rafinha. Tocco in centro, tocco indietro di Pires, poi Bui contro Rafinha, che poi gli devia il pallone in calcio d'angolo, con 16 minuti e 20 trascorsi in questo primo tempo, e Mestre Fenice in proiezione offensiva con la rimessa effettuata da Bui. Attenzione al movimento, buca la palla però ai lati, deve rincorrere la Pires, ricomincia da capo quindi il Mestre Fenice. Pires lascia il pallone a Vailati, Martins che cercava un compagno alla propria sinistra, ancora il numero 10 ad impostare l'azione, passaggio ancora per lui da parte di Pires, che poi la cede a Bui, si muove Pires, attenzione, non ci arriva Gastaldello, ma buon per lui che non può arrivarci nemmeno Pires. Cambi con rientro di Ruzzene per la formazione del Mestre Fenice, e con Simoncelli che ha colpito. Attenzione a Rafinha, attaccato con successo da Ruzzene, che poi però prova un colpo di tacco senza alcun compagno a ricevere, mandando la palla in fallo laterale. È uscito Rafinha, al suo posto Mufakir, con 2 minuti e 43 da giocare in questo primo tempo. Olimpia 1, Mestre Fenice 0. Cristel, Ceschini che si è allargato per ricevere il pallone, prova il duello col numero 7 avversario Martins, poi arriva in aiuto anche Ruzzene, guadagna il corner Mufakir, si lamenta intanto Pires per la trattenuta subita da Mufakir, ma abbiamo visto in questo primo tempo da una parte e dall'altra che sono contatti che gli arbitri preferiscono non fischiare. La battuta di Gastaldello dietro per Cristel, che trova però la deviazione in fallo laterale del numero 7 avversario. Ancora rimessa quindi per l'Olimpia con Mufakir, si avvicina a Cristel, ma viene servito Gastaldello che punta l'avversario, pallone che viene forse deviato, sì, infatti c'è la deviazione di Vailati, calcio d'angolo per l'Olimpia che si mantiene quindi in attacco con 2 minuti e 18 da giocare in questo primo tempo. La battuta di Gastaldello dietro per Cristel, poi Mufakir, Gastaldello non riesce a controllare il pallone, poi attenzione al contropiede con Bui salta Mufakir, poi si allunga il pallone, finito giù intanto Gastaldello, ma la palla era uscita in fallo laterale. Dentro intanto Hakimi che riceve subito il pallone, attaccato tra due, finisce giù Hakimi, abbiamo detto però lasciano parecchio andare i direttori di gara, il fallo deve essere proprio evidente, anche se l'unico fischiato non sembrava tale contro Simoncelli, che tanto attenzione al passaggio in profondità intercettato da Simoncelli, che manda però in una zona dove non ci sono compagni. Può ripartire la formazione ospite, attenzione a Vailati, poi Ruzzene largo con pallone indietro di Pires per Crescenzo, lo scambio con Vailati, torna indietro Crescenzo, la serve a Diodoardo, ancora per il numero 6, passaggio largo per Pires, ancora Ruzzene, di nuovo per Vailati che pesca, attenzione Pires, questa volta tiro centrale senza problemi per Ceschini che dà la palla a Cristel. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto del primo tempo, in questo istante Olimpia Rovereto che prova l'affondo con Hakimi, le finte di Hakimi, poi trova Moscoso a fare da cancello, recupera Hakimi, palla per Mufakir, ancora Hakimi
Hakimi ancora contro avversario, poi il contrasto vinto da Moscoso. Moscoso che prova ad andare via, finisce poi anche lui a terra. La rimessa di Ceschini, rilancio lungo, colpo di testa di Cristian Simoncelli e Diodoardo mette il piede al punto giusto, evitando quindi la conclusione vincente di Simoncelli a 32 secondi dal termine del primo tempo. Bello anche l'assist di testa di Cristo, che aveva proprio trovato Simoncelli all'interno dell'area. Bravo anche e reattivo il portiere Diodoardo, che ha messo il piede e ha evitato il raddoppio dell'Olimpia. Attenzione, Bufakir attaccato da Ruzene, passaggio ancora indietro per Cristel, palla però esce in fallo laterale. Ruzene a effettuare la battuta, palla recuperata da Ceschini che si ferma, non trova compagni, poi lancia a lungo per Simoncelli, la palla sfugge, 8 secondi, Diodoardo per Moscoso, Moscoso in parallela, il tocco di Crescenzo però troppo largo, non riesce ad arrivare ai lati in tempo. Si chiude il primo tempo, Olimpia avanti 1-0 con l'autogol di Crescenzo dopo 10:37. Solamente un fallo fischiato contro l'Olimpia nel corso del primo tempo. Lasciamo
Stanno rientrando in campo le formazioni di Olimpia Rovereto e Mestre Fenice per il secondo tempo di questo incontro valido per la seconda giornata del girone A della Serie 2A2 Elite. Il risultato del primo tempo vede l'Olimpia Rovereto avanti 1-0, deciso l'autogol di Crescenzo dopo 10 minuti e 37 con una deviazione sull'assist di Castaldello verso Bazzanella sul secondo palo e il tocco che ha beffato il proprio portiere. Intanto vediamo pronti i giocatori, partita comunque equilibrata, aveva iniziato meglio la formazione ospite colpendo anche un palo con Pires, poi limata diciamo l'ansia di prestazione da parte dell'Olimpia Rovereto in questo suo esordio in A2 Elite in casa. La formazione di Saiani è cresciuta, aveva colpito un palo con Simoncelli e poi è arrivato l'autogol anche in un'altra occasione ancora di Simoncelli, decisivo. Si riparte, rueda di nuovo la pelota qui al Palamarchetti, buon divertimento anche per questi secondi 20 minuti effettivi con Mestre Fenice a girare la prima palla dell'incontro, lo scambio Bordignon-Pires, poi è arrivato Martins che cede di nuovo al numero 7, palla larga però per Crescenzo, sarà rimessa per l'Olimpia, già effettuata da Cristel, poi Hakimi, Rafinha di nuovo per Hakimi, attaccato, manda la palla in fallo laterale per evitare guai, attenzione al lancio, brivido sul diagonale di Martins che ha filato via davanti a tutta la porta. Dopo 31 secondi, subito pericoloso Martins, così come nel primo tempo era stato su anche il primo tiro in porta. Rafinha, lancio a cercare e trovare Bazzanella sul sinistro, la finta, Bazzanella ancora, Bazzanella, la palla esce, la risposta dell'Olimpia Rovereto, provato Bazzanella. Intanto riparte il Mestre Fenice, attenzione a Pires, palla opposta a Crescenzo, poi arriva Bordignoni, supporto il sinistro, la respinta di Bazzanella in fallo laterale, iniziato già con due occasioni, una per parte. Attenzione a Crescenzo, palla che supera Rafinha ma termina direttamente a fondo campo. La rimessa per l'Olimpia Rovereto con Ceschini che lascia Cristel, poi largo per Hakimi, Hakimi dalla parte opposta per Rafinha, Rafinha contro Pires, si accentra Rafinha, le finte di Rafinha, largo per Cristel, poi il tiro bloccato senza difficoltà da Diodoardo, riparte Crescenzo, c'è spazio, poi si ferma dietro per Bordignon, largo per Martins, poi Pires ancora, passaggio in avanti di Bordignon, attenzione all'uscita di Ceschini che ha preso palla e anche il giocatore che poi è finito a terra, infatti dolorante alla caviglia. Arbitri che nel primo tempo hanno fischiato un solo fallo, lasciano giocare parecchio. Si riprende Pires anche se ha ancora qualche problema. La rimessa è per il Mestre Fenice, Martins chiama Bordignon, Bordignon ridà la palla, poi Crescenzo, il passaggio ancora largo, attenzione alle finte di Martins contro Bazzanella, passaggio in mezzo Bordignon col sinistro, respinge Rafinha, poi Bazzanella di testa ha fatto vedere un po' di brividi, attenzione ad Hakimi che allarga troppo il mancino sul lancio di Ceschini che lo aveva trovato nel corridoio di sinistra, mentre incita la propria squadra il pubblico arrivato anche oggi numeroso sulle tribune del Palamarchetti. Ancora Fenice con Crescenzo, Bordignon, si muove Crescenzo a sinistra, intuito però che la palla arriva lì Rafinha e di testa la manda in fallo laterale. Crescenzo per Martins, sinistro, c'è anche la deviazione credo, no, vediamo, c'era un malinteso fra gli arbitri, infatti calcio d'angolo per Mestre Fenice.
che va a effettuare Crescenzo. Tocco all'indietro, attenzione al sinistro di Pires, 2 deviazioni di Bazzanella e Cristel, rimessa per la formazione ospite, va ad incaricarsi Bordignon. Il tocco e lo scambio con Pires che salta Cristel poi rinviene, tocca il pallone, sarà ancora un corner, pressione veneziana in questo frangente. Attenzione al sinistro, la palla che sibila a fil di palo, riparte l'Olimpia, Bazzanella che cerca Cristel, ci mette il piede però Martins che aveva sfiorato il palo poco prima, bravo a rientrare in difesa e a chiudere il contropiede dell'Olimpia. Hakimi largo per Cristel, ancora lo scambio, passaggio largo per Bazzanella. Ancora Mestre Fenice in possesso di palla, si libera Crescenzo di Hakimi, lo scambio Pires-Bordignon, ancora Bordignon largo per il numero 7, il velo, attenzione, la palla recuperata dall'Olimpia con Hakimi attaccato, alla meglio Martins e poi c'è il fallo di Hakimi che subisce anche il cartellino giallo, primo della partita. Fuori Bordignon, dentro Vailati per Mastro Giovanni, questo è il primo cambio. Mentre è pronto sul punto di battuta, anzi deve spostarsi Martins, che in questo secondo tempo è stato sicuramente l'uomo più in vista. Pronto alla battuta. Bazzanella si sta piazzando sul dettame di Ceschini, attenzione alla rincorsa di Martins, respinta il fallo laterale di Bazzanella, non è riuscito a trattenere la botta del numero 10 Ceschini, recupera però la formazione di casa con Cristel, poi Bazzanella che guadagna una rimessa laterale scaraventando il pallone addosso a Gonzalo Pires per evitare anche un contropiede. Ancora Bazzanella largo per Gastaldello che come al solito danza sul pallone, poi la dà indietro, lo scambio con Bazzanella, ancora Gastaldello sempre con le finte, cerca di liberarsi al tiro, poi lascia Rafinha, subisce fallo da Martins ed è il primo per il Mestre Fenice di tutta la partita. Dentro intanto Bui e anche Ceccon, fuori Crescenzo e Martins. Si riprende quindi col calcio di punizione a favore dell'Olimpia. In meno di 3 minuti e mezzo fischiati già più falli che nel primo tempo, 2-1. Pronto sul punto di battuta Rafinha che sta piazzando con gli occhi i compagni, poi lascia l'incarico a Cristel, palla per Gastaldello contro Bui, le finte di Gastaldello, Bui non molla, torna indietro Gastaldello, dietro per Rafinha vicino Cristel, lo serve, Cristel parallelo per Bazzanella controlla, tocca Ceccon che manda la palla in fallo laterale, rimane in attacco l'Olimpia con Rafinha che la dà subito a Gastaldello viene avanti sulla sinistra, poi si accentra, tocco per Rafinha, ancora Gastaldello, il destro, la ribattuta di Bui, poi dietro per Ceschini per evitare la ripartenza del Mestre Fenice. Olimpia ancora in possesso di palla, Rafinha porta la palla e la dà a Gastaldello, il tocco indietro per Cristel, attaccato, Cristel non riesce a servire Rafinha sulla pressione di Pires, rimessa quindi in fase d'attacco per il Mestre Fenice con 4 minuti e 27 trascorsi la ripresa. Attenzione a Vailati, chiuso, poi Bui, ancora Bui,
largo per Ceccon, scambio fra i due, vediamo ancora il numero 15, si accentra, allo spazio per tirare, il sinistro che esce senza deviazione, rimessa Olimpia. 4 minuti e 40 della ripresa, rimane ancora 1-0 il punteggio, quello del primo tempo, deciso dall'autorete di Crescenzo. Riparte l'Olimpia con Rafinha, Gastaldello, palla larga per Mufakir che è entrato in campo al posto di Christel, ancora Mufakir, tocco per Rafinha, poi Gastaldello finisce giù e c'è il secondo fallo per il Mestre Fenice che ha commesso Bui. Sembra che sia un po' cambiato il metro dei direttori di gara in questa ripresa. Tanto Rafinha, Gastaldello scambia, Rafinha attaccato da Bui che non lo molla, spalla a spalla vinto da Rafinha, poi Gastaldello, di nuovo Rafinha in avanti per Bazzanella, mantiene il pallone in campo, evita Ceccon, serve Gastaldello, Gastaldello il numero per andare via, viene chiuso, l'ultimo tocco è suo, rimessa affidata a Bui che dà a Vailati, largo per Ceccon, Ceccon ancora per il proprio compagno con la maglia numero 6, servito di nuovo Bui, ancora Vailati, è arretrato e riceve Pires, Pires punta Rafinha, poi la serve larga ancora per Bui, Ceccon di nuovo Bui, continua lo scambio fra i due, prova a disturbare la difesa dell'Olimpia, mantiene palla, l'imbucata sembrava buona di Pires, non ci è arrivato però Ceccon, dalla parte opposta Gastaldello, poi Rafinha, la finta di Rafinha, Rafinha trova il piede ancora di Diodoardo, attenzione al contropiede di Ceccon attaccato da Mufakir, finisce giù. Di nuovo Olimpia in possesso di palla con Gastaldello, Bazzanella, tocco all'indietro per Mufakir, poi di nuovo Rafinha, Gastaldello fra due, dietro Mufakir, di nuovo Rafinha, Rafinha che trova un bel passaggio, Mufakir sul secondo palo, Bazzanella la mette dentro, esattamente a 6:34, il 2-0 dell'Olimpia firmato da Bazzanella sull'assist di Mufakir. Bella triangolazione dell'Olimpia. Esplode il Palamarchetti. Si riparte con la battuta di Ceccon, entrato in campo intanto Moscoso che ha ricevuto da Bui. Parallela per Ceccon, Ceccon dietro per Bui, il sinistro di Bui, c'è stata anche una deviazione che aveva un po' fatto il flash, come si dice, a Ceschini, la palla però è uscita, quindi calcio d'angolo per la formazione ospite che ora deve recuperare 2 gol, ancora Bui, respinge Gastaldello, poi Mufakir, salutato dall'ovazione del pubblico sul tentativo di Moscoso. Ancora Bui, ancora la respinta di Mufakir, Bazzanella che prova il gol del secolo, una palla che supera tutte le travi ma termina però lontana dalla porta difesa da Diodoardo. Rimessa già effettuata, Moscoso per Vailati, Vailati trova Ceccon libero, è entrato in campo Onzacca che va subito a disturbare l'avversario, ancora lui, lo scambio, attenzione alla botta, palla che esce, tentativo di Ceccon col destro. 12:52 da giocare in questo secondo tempo, Olimpia avanti 2-0 dopo l'autogol di Crescenzo, la rete di Bazzanella al termine della combinazione Rafinha-Mufakir. Gastaldello, Mufakir attaccato da 2 avversari, l'ultimo tocco è suo, rimessa di Bui, pallone per Ceccon, poi Vailati, c'è Moscoso a sinistra, palla è per Bui. Bui è uno dei giocatori che si sta muovendo di più nelle file del Fenice Mestre, bravo intanto Onzacca a chiudere la strada a Moscoso, poi Mufakir scaraventa il pallone in fallo laterale per la rimessa del Mestre Fenice.
c'è un problema sull'asciugatura del parquet. L'arbitro intanto richiama Ceschini che aveva tenuto il pallone in mano proprio per asciugare. Attenzione dai lati, è entrato Simoncelli che va a disturbare il numero 6, finisce giù, è rimessa laterale per l'Olimpia, rimessa affidata a Boufakir, dietro per Gastaldello invita i compagni a piazzarsi, mantiene intanto il possesso di palla Onzacca, Boufakir, il passaggio di nuovo per Onzacca, attaccato da Ceccon che gli ruba palla, attenzione a Ceccon, sulla sinistra Moscoso, salta Simoncelli ma non Onzacca, pronto a rientrare a dar mano alla difesa e chiudere sul numero 14 avversario. La rimessa di Vailati per Bui, la scivolata, il passaggio che taglia fuori l'aria, cerca un tocco che non c'è, o sì c'è, no. Rimessa laterale, erano un po' tutti fermi per capire cosa aveva deciso l'arbitro. Vediamo intanto Ceschini, lancio in avanti, Simoncelli che prova addirittura la torre, pallone che esce a fondo campo, rimessa per Diodoardo che incarica poi Vailati ad impostare l'azione, largo per Moscoso punta Onzacca, palla in mezzo, Ceccon dietro per Bui, sinistro di Bui, chiude Gastaldello che esulta come avesse segnato, mentre Simoncelli manda Bui sul tavolo del cronometrista. È un fallo, il secondo dell'Olimpia Rovereto, 2 a testa in questa ripresa. Attenzione ancora a Bui che sgattaiola dietro a Boufakir, poi però interviene Gastaldello contro Moscoso, Gastaldello, Diodoardo chiude il fallo laterale, rimessa per l'Olimpia, sta per rientrare Martins nelle file del Mestre Fenice, addirittura prova la battuta in porta Gastaldello, attenzione al rilancio però troppo lungo di Diodoardo, desiste Ceccon, lascia sfilare fuori il pallone Ceschini che ora effettuerà la rimessa corta per Boufakir. Viene avanti Boufakir, scambia con Onzacca, poi larga per Gastaldello che ha spazio, gli va ora incontro Moscoso, Onzacca non ci arriva Simoncelli, poi Boufakir attaccato, l'ultimo tocco è di Moscoso, la rimessa è per l'Olimpia, fuori Bui, dentro Origi. Pallone per Gastaldello, la finta di Gastaldello, tra l'ovazione del pubblico, Gastaldello! Palla che finisce sul palo esterno. È in giornata sicuramente positiva l'ex Cornedo. Vailati per Origi, poi Moscoso, ancora lo scambio col numero 3. Origi mantiene il possesso palla, poi lo serve a Vailati che allarga troppo il piattone e manda in laterale, rientrato Hakimi proprio al posto di Gastaldello. Rafinha gli cede il pallone, poi Boufakir, la finta che fa sedere Ceccon, pubblico che si sta esaltando per i numeri dei propri giocatori, tanto però Vailati anticipa Simoncelli sull'asse di Rafinha, il tocco al centro, l'uscita di Ceschini ad anticipare l'arrivo di Moscoso e poi Rafinha che imposta l'azione, lo scambio con Simoncelli, Rafinha bello l'esterno, chiude bene però anche Ceccon su Simoncelli, riparte il Mestre Fenice, Moscoso largo per Vailati, dietro per Ceccon, si muove Origi, riceve Moscoso, ancora Ceccon, ecco Origi attaccato da Boufakir, questa volta è fallo, è il terzo dell'Olimpia. Siamo già entrati nell'ultimo quarto di gara da 21 secondi, doppio cambio, forse triplo addirittura, dentro Martins per Moscoso, Bordignon per qualche compagno che però non è uscito, è entrato anche Pires, sono rimasti in campo Ceccone e Origi.
insieme ora a Pires con il numero 7 e Martins, che hanno l'occasione di questo calcio di punizione. La rincorsa il sinistro, Ceschini si allunga, mette il calcio d'angolo, la punizione di Pires. Attenzione a Ceccon, chiuso, palla uscita in fallo laterale, la rimessa affidata a Martins, poi Origi in mezzo, cerca di andarsene via Pires, controlla palla Hakimi, la lascia andare in fallo laterale anche sull'attacco dell'avversario, a impostare di nuovo Rafinha, il tocco per Mufakir che si accentra, poi serve il compagno col numero 10, la finta di Rafinha, di nuovo Mufakir, largo per Hakimi attaccato, riesce a liberarsi, poi non riesce a vedere che voleva il passaggio in avanti Rafinha, la palla va in fallo laterale, può partire ancora la formazione bianco-arancia, eccolo Bordignon che ha potuto entrare in campo, attenzione ad Origi, punta Mufakir che chiude l'avversario, duello fra i due, forse intanto il lancio di Hakimi, controlla Bordignon che ha toccato a Pires, è entrato Bazzanella, attenzione al tentativo di scambio tra Origi, fra Martins e Pires, lungo il passaggio di ritorno del numero 10, si riparte con la rimessa per l'Olimpia, 8:49 da giocare, 2-0 per l'Olimpia, Ceschini in avanti per Bazzanella, il controllo di Bazzanella, alla meglio però poi di Odoardo anche con l'aiuto di Bordignon, il rimpallo tra Martins e Christel, Martins che si arrabbia un po' con i compagni che non gli hanno chiamato l'arrivo dell'avversario, intanto Hakimi col destro respinge, poi mastica un po' la seconda conclusione, la palla arriva senza problemi al portiere avversario, di nuovo in avanti il Mestre Felice col tocco indietro di Pires per Martins che dà la palla a Bordignon dietro ancora per il numero 7 Pires, lo scambio Bordignon, pallone scodellato in avanti, era tornato indietro però Martins, la palla è uscita in fallo laterale col pallone per Hakimi, Rafinha, ancora Hakimi, attaccato, giravolta, Bazzanella dietro, rilancio che non poteva fare, ma ovviamente la palla sarebbe altrimenti finita in porta, quindi ha sacrificato il fallo per il calcio di punizione sul retropassaggio di Bazzanella, che non era sicuramente per Ceschini, però la palla è arrivata lì e quindi il male minore è stato concedere la punizione a 2 alla formazione bianco-arancio, che ora però è sui 6 metri ad effettuarla con Bordignon e Martins sul pallone, si avvicina anche Pires, sta piazzando il muro davanti alla porta Ceschini, chiude sul palo Christel da una parte, Bazzanella dall'altra, si allontana Martins, probabilmente tocco di Bordignon per Pires, almeno che non ci sia uno scambio a sorpresa, no, infatti il pallone è uscito, Origi era stato liberato sul secondo palo, la palla però è uscita. Intanto duello Origi-Christel, la meglio Christel, poi l'arbitro fischia il terzo fallo anche per il Mestre Felice. Tanto c'è il quarto fallo per l'Olimpia che ora va in situazione pericolosa. È stato commesso da Hakimi che poi ha lasciato il posto a Gastaldello. Ancora Origi, chiudo da Christel per Bazzanella che va via Bordignon, Bazzanella con il fianco mette in calcio d'angolo di Odoardo che è riuscito a coprire col corpo tutti i centimetri possibili, proprio col fianco sinistro ha deviato la palla in calcio d'angolo
dopo la volata di Bazzanella. 7 minuti e 17 secondi al termine di questo incontro. Lasciamo un applauso di incoraggiamento al ragazzi! Si deve asciugare il parquet con Lorenzo Chiozzotti all'esordio per asciugare il parquet in A2 Elite, dirigente e vice allenatore dell'Under 19. Ci sarebbe da asciugare anche qua sotto di noi, vediamo uno striscione proprio dietro a Rafinha. Rafinha intanto, le finte di Rafinha, c'è libero Castaldello, la palla che simila a fil di palo. Sarebbe stato un gol che avrebbe fatto scendere in campo tutto il palazzetto. Non è stato però fortunato Castaldello nel pallonetto. Quindi occasione ancora per l'Olimpia per andare sul 3-0. Bel passaggio intanto per Rafinha di Castaldello, la palla sfugge al numero 10 e si riparte con la rimessa di Diodoardo, che prima aveva detto no a Bazzanella. Bordignon, buono lo scodellamento, potente e non preciso il tiro di Pires che alza sopra la traversa, buona però l'assistenza del numero 4 bianco-arancio. Riparte Christel, 6:34 al termine. Castaldello, Rafinha, tocco esterno, attenzione a Christel, finisce giù, tutto regolare, rimasto a terra intanto Christel sull'attacco di Pires. Sembra che possa recuperare Christel, anche se sta un po' zoppicando. Tanto Castaldello spiega che c'è da asciugare. Si riparterà con la rimessa per l'Olimpia, che restituirà la sfera agli avversari, con Bordignon ad impostare la nuova azione. Intanto è rientrato anche Crescenzo. Tocco largo per Pires, ancora Bordignon. Il passaggio di esterno per Crescenzo da parte di Martins ed è il gol di Martins che riesce a sbucare fra Castaldello e Ceschini e beffare con il tocco di punta il portiere di casa, accorciando così, dimezzando così le distanze. 2-1 il punteggio, il lampo di Martins dopo 14 minuti e 2 secondi. Si riparte, perde palla intanto Rafinha sull'attacco, recupera Castaldello proprio a Pires, ancora Castaldello affrontato da due avversari, torna indietro, serve Rafinha, Rafinha attaccato, il tocco per Christel, passaggio non proprio preciso, lo va a recuperare Rafinha che lo dà a Ceschini, lancio lungo di Ceschini per Bazzanella, anticipato da Crescenzo. Crescenzo largo per Pires, preso vigoria ora la formazione del Mestre Fenice che è ritornata a -1 con il tocco vincente di Martins. Intanto in campo Vailati e poi Rafinha a chiudere il fallo laterale, già effettuata la rimessa, attenzione a Vailati, largo per Pires, Pires contro Christel dalla parte opposta, Martins, poi ancora Crescenzo, quindi lo scambio con Vailati, Vailati di nuovo Crescenzo, di nuovo Martins, spinge ora Mestre Fenice con 4:51 da giocare, attenzione al pallone largo, il sinistro deviato, calcio d'angolo per la formazione ospite. È stato proprio ossigeno il gol di Martins.
Attenzione al passaggio all'indietro proprio per il numero 10 bianco-arancio, che attacca pallone però dove non ci sono compagni, palla finisce sul laterale, fuori Martins, dentro Bui. 4:37 da giocare, ancora col fiato sospeso pubblico di casa, rivede vicina l'ombra del Mestre Fenice dopo la rete di Martins. Pallone per Ceschini, poi Gastaldello di tacco, la palla è rimasta in campo, vediamo Bazzanella, arriva a rimorchio Christel, poi Mufakir che riesce ad andare via, al sinistro di Odoardo, ancora Mufakir, di nuovo di Odoardo. 4 minuti e 18 dal termine, tentativo doppio di Mufakir. Rimessa in fase d'attacco per l'Olimpia, chiama lo schema Gastaldello, dietro per Christel, largo per Bazzanella, il tocco per Gastaldello, Gastaldello fra due, pubblico che si esalta. Intanto c'è il giallo per Crescenzo che ha commesso fallo continuo su Gastaldello, si accendono un po' i nervi. No, vediamo che prova ad andare a spiegarsi Gastaldello con Martins. Intanto fuori Crescenzo, dentro col numero 8 Ruzzene. Si ripartirà col calcio di punizione, 4 falli intanto a testa in questo secondo tempo. Stava cercando il pallone, era andato a recuperarlo Bazzanella, Christel, chiedo scusa, dalla parte opposta. Si riparte col calcio di punizione a favore dell'Olimpia. 4 minuti e 2 secondi. Mufakir sul punto di battuta, palla indietro per Christel, poi Gastaldello va via, Ruzzene, la palla ancora in campo, Gastaldello chiuso in fallo laterale da Vailati, rimane però in possesso di palla l'Olimpia che cerca di tenere lontana dalla propria porta la formazione ospite. Mufakir guadagna un'altra rimessa, passa pochi secondi, si rimane però nella metà campo avversaria per l'Olimpia. Gastaldello dietro per Christel ancora per Gastaldello, le finte di Gastaldello, tocco di Ruzzene che voleva la rimessa indicando la deviazione di Gastaldello, l'arbitro però ha dato ragione al giocatore dell'Olimpia. Intanto Mufakir attaccato da Pires e da Bui. Attenzione a Ruzzene che si è liberato, cerca addirittura di beffare sotto le gambe Ceschini che però è attento. Palla indirizzata subito per Bazzanella. 3 minuti e 20, 2-1 il punteggio, riesce, no, la palla è uscita, rimessa laterale per i bianco-arancio che provano ora il portiere di movimento con Bordignoni in giallo col numero 4 e di Odoardo che lascia il campo per il momento. La rimessa di Bui. Si riparte con il quinto di movimento per la formazione del Mestre Fenice. Fa girare il pallone, attenzione, tanto Bui, poi Martins, palla in mezzo, respinge Mufakir, allontana di poco l'Olimpia, Ruzzene scambia ancora con Bordignon, largo, Bui, ancora il numero 15 e Bordignon a scambiare, di nuovo Martins, Vailati, di nuovo Martins. Fa girare ancora palla a 2:43, attenzione, Martins, Ceschini che prova addirittura di esterno, finisce giù ma non ci sono falli e sarà comunque rimessa laterale per la formazione bianco-arancio che la palla è uscita dal lato lungo. Riparte quindi la formazione ospite sempre con Bordignon a fare il portiere di movimento, lo scambio con Martins, poi di nuovo Bui. Passaggio ancora largo, intanto c'è in campo anche Hakimi al posto di Mufakir, di nuovo attenzione, il passaggio largo, di nuovo Bordignon,
attenzione Vailati che prova l'imbucata, poi Gastaldello evita l'avversario, viene chiuso, Christel si trova al muro, Gastaldello va a recuperare il tacco, però non ci sono compagni e può di nuovo partire la formazione avversaria. Attenzione Martins, il tiro, poi finisce giù il numero 10, attenzione ad Hakimi, già un po' di scinautico Bui che si guadagna il cartellino giallo. Ora ci sono proteste da una parte e dall'altra perché era caduto Martins in aria protestando per il non so se rigore o se la palla è venuta fuori aria dalla parte opposta. Intanto il quinto fallo, quello del Mestre Fenice, il fallo di Bui per fermare la volata di Hakimi, si è addirittura trascinato dietro il giocatore avversario. Intanto time out richiesto da Sajani con 1 minuto e 49 da giocare. Si ripartirà con il calcio di punizione a favore dell'Olimpia. Vediamo se ci sarà ancora il portiere di movimento. Intanto si è cambiato di nuovo, ha levato la pettorina di Odoardo e l'ha messa a Bordignon, ma vediamo cosa deciderà Mastro Giovanni. Partita che rimane ancora in bilico in questi ultimi 109 secondi. Intanto i due arbitri stanno parlando, si ritorna in campo, anzi no, era il primo fischio. Calcio di punizione a favore dell'Olimpia. Hakimi chiede, infatti dice l'arbitro che è un po' più avanti, diciamo che è stato un fallo continuato quello di Bui, quindi calcio di punizione sul pallone Hakimi, c'è Rafinha sul palo dietro a Vailati. Ora si mette dietro a Diodoardo, sta un po' disturbando i difensori, sta attendendo il fischio dell'arbitro. Ancora non siamo a posto, vediamo un po'. Ecco, finalmente si può ripartire. Hakimi col destro, ribatte ancora Hakimi, di nuovo però la chiusura, poi Gastaldello, rimpallo ancora vinto. Palla che danza fra il possesso di una squadra e dell'altra, rischia un po' Christel che poi allontana corto, attenzione al sinistro, Ceschini che riesce a deviare in fallo laterale. 1 minuto e 28, rientra come portiere quinto di movimento Bordignon. Ha rischiato un po' l'Olimpia in questo frangente, rimane quindi in possesso di palla la compagine ospite. Attenzione allo scambio Bui, Bordignon, Bui però torna indietro, attaccato da Hakimi, ancora Bordignon, largo per Martins, attenzione a Vailati, poi palla ancora indietro per il numero 10, poi Bordignon chiuso, palla di nuovo laterale, ancora Bordignon, poi Pires, Bordignon, palla verso il fondo campo, in mezzo, arriva Bui col sinistro e riesce a infilare l'angolino a 52 secondi dalla fine, il pareggio di Bui che gira il Palamarchetti, colpo da biliardo di Bui. ...52 secondi dal termine, è riuscita a recuperare il doppio svantaggio la formazione del Mestre Fenice. Si riparte, il pubblico che prova a incitare la propria formazione. Gastaldello, poi Christel, largo per Hakimi,
cerca spazio Hakimi, controllato da Bui, c'è Christel, errore di Hakimi, attenzione al contropiede, ancora Bui, lo chiude Hakimi, pallone per tentativo ravvicinato di Pires, questa volta Ciaschini fa buona guardia, ha un po' perso la bussola, attenzione intanto a Rafinha, chiuso da Vailati, Vailati dietro per Diodoardo, riparte la formazione del Mestre Fenice, va giù con fallo di Christel, dice l'arbitro, c'è anche il giallo col quinto fallo per l'Olimpia Rovereto e punizione per la formazione ospite e time out richiesto da mister Mastro Giovanni. (15 secondi al termine, veramente partita che si è un po' cambiata, intanto c'è un cartellino giallo, cerchiamo di capire a chi è stato dato in panchina dell'Olimpia, forse al vice allenatore Bertolini, non a un giocatore perché non abbiamo visto numeri segnati. Partita che ha offerto ovviamente tutto quello che può succedere nel calcio a 5, partita che sembrava in mano all'Olimpia, poi la rete di Martins ha ridato vigore al Mestre Fenice, che è riuscito col portiere di movimento a guadagnare il pareggio con la stoccata di Bui, ed ora ci sarà il calcio di punizione a favore della formazione ospite sul pallone Martins e Vailati. Attenzione a Bui e a Pires sul secondo palo, sta piazzando intanto la barriera, è rientrato Mufakir. Vailati rimane sulla palla, la rincorsa, intercetta Rafinha, parte Rafinha, Rafinha fra tre, c'è il libero Castaldello, va giù Rafinha, si guadagna il tiro libero. Il sesto fallo del Fenice Mestre, va ai 10 metri quindi Mufakir, poi però c'è Hakimi che entra in campo, quindi dovrebbe essere lui il giocatore incaricato della battuta. Quando mancano 8 secondi al termine, la possibilità Hakimi contro Diodardo, che può arrivare fino alla riga dei 5 metri, quindi non deve star fermo come sul rigore, sulla linea di porta. La rincorsa di Hakimi, raso terra, che fa esplodere il Palamarchetti per il 3-2 dell'Olimpia, che riporta sul suo binario il risultato. Secondi al termine, Olimpia Rovereto 3, Mestre Fenice 2. Si riparte di nuovo col portiere di movimento Bordignon, ultimi messaggi fra i giocatori del Mestre Fenice. Rimarrà probabilmente l'ultimo assalto alla formazione biancorancio. Attenzione subito, lo scambio Pires-Martins, il diagonale chiuso, la palla è uscita, è finita, suona la sirena. L'Olimpia Rovereto chiude con il successo negli ultimi secondi in una partita rocambolesca, dal 2-0 a qualche occasione per il 3 per l'Olimpia, la rimonta del Mestre Fenice a 52 secondi dal termine col pareggio di